Andrea Sodu, sindaco di Nuoro. Oggi in Consiglio avete presentato questa proposta di estinzione del debito dalla Cassa Depositi e Prestiti e ristrutturazione complessiva. Sì, questa è una delibera molto importante perché segna una tappa fondamentale del Comune verso l'uscita dal suo più grosso problema, che è il sovraindebitamento dovuto al peso che gli espropri hanno avuto nel tempo sulle casse del Comune. Allora, una delle soluzioni che insieme alla Cassa Depositi e Prestiti si è studiata è quella di valutare se convenga o meno stipulare dei contratti di finanziamento con istituti bancari privati ai tassi di mercato correnti che sono di molto inferiori rispetto al tasso che non è rinegoziabile che esercita e pratica la Cassa Depositi e Prestiti, che è la banca degli enti locali. Questo problema della non negoziabilità del tasso con Cassa Depositi e Prestiti è un problema che l'ANCI a livello nazionale ha sollevato anche nell'audizione presso la Camera dei Deputati il 9 maggio del 2018, quindi qualche giorno fa. Pertanto la condotta che sta cercando di tenere il Comune di Nuoro si può sostanziare nel seguente esempio. Oggi noi abbiamo una massa di debiti che ammonta a 38 milioni di euro più la quota interessi, 38 milioni di euro più, di capitale più la quota interessi, e questo incide per parecchi milioni di euro all'anno per 25 anni sulla spesa del Comune. Quello che vogliamo fare è far diminuire la quota interessi, che oggi ammonta a 24 milioni e potrebbe diminuire questa quota interessi sino alla metà, a seconda delle offerte che riceveremo a seguito di un apposito bando di gara che il Comune farà o manifestazione di interesse che il Comune farà.